Il rapporto sulla società, l'economia ed il territorio clodiense, che si riassume in una pubblicazione, nasce da un progetto di studio ed analisi della realtà socio-economica dell'area comprendente i comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona. Il progetto, fortemente voluto dalla Fondazione Clodiense, è stato realizzato grazie alla fondamentale collaborazione di Unioncamere del Veneto con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco. Il rapporto Un territorio, un'economia è stato presentato il 12 dicembre presso l'Auditorium San Nicolò di Chioggia, in un interessante convegno che ha visto partecipi le principali autorità politiche del territorio e gli operatori dei vari settori economici. La precisa ed attenta ricerca traccia un quadro congiunturale completo dei principali settori economici del territorio sud del veneziano: turismo, pesca, agricoltura e commercio. Oltre a fotografare la situazione sul numero di imprese del primario e del terziario attive in questa parte del territorio, il rapporto intende suggerire anche nuove strategie di azione, dalla partecipazione ai bandi europei alle scelte urbanistiche, ma soprattutto il rapporto vuole promuovere azioni innovative tra settori che quasi sempre non comunicano tra di loro e che invece, con le opportune sinergie, potrebbero avere reciproci impulsi e vantaggi. La progettazione della ricerca e la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi dei dati e delle fonti statistiche sono state curate da un gruppo di lavoro coordinato da Serafino Pitingaro, responsabile area studi e ricerche di Unioncamere del Veneto. Quali sono i motivi che hanno spinto alla realizzazione di questo lavoro? Questo lavoro aggiorna la situazione, la fotografia scattata 6 anni fa circa e con l'obiettivo di provare a capire quali sono le prospettive e le opportunità che questo territorio può ancora avere se riesce a valorizzare quelli che sono i suoi punti di forza e se nello stesso tempo se riesce a attenuare, quindi a risolvere i punti di debolezza. E quali sono i dati più significativi emersi da questa ricerca? Innanzitutto un dato molto significativo è quello che riguarda la popolazione residente. Negli anni che abbiamo considerato, ovvero dal 2008 al 2014, noi abbiamo assistito ad un calo demografico dovuto soprattutto alla componente naturale. Anche qui abbiamo notato ad esempio degli indici di vecchiaia piuttosto elevati, cioè il numero di anziani per 100 giovani risulta essere superiore alla media regionale. E questo è un altro elemento preoccupante. Un altro elemento che abbiamo evidenziato è riguarda un po' la crisi dell'industria turistica del territorio. Ecco, Chioggia si colloca all'ultimo posto tra le località balneari della riviera veneta. Qui però si tratta di provare a fare degli investimenti. Un altro comparto che è molto importante per questo territorio e che è appunto la pesca. Anche in questo caso, guardando i dati del mercato ittico, abbiamo notato negli ultimi 5 anni un calo abbastanza importante che si è arrestato solamente negli ultimi 2 anni. Come questa ricerca si è dimostrata e si può dimostrare utile per quanto riguarda il rilancio e la crescita dell'economia clodiense? C'è una sostanziale carenza di infrastrutture. Dove mancano le infrastrutture, l'economia è più debole. Quindi, diciamo, dal rapporto emerge che si tratterebbe, diciamo, nei prossimi anni di fare un ragionamento più serio su quali sono gli investimenti che possono consentire di legare questo territorio in maniera più, attiva verso il resto della regione. Questo territorio, se riesce in qualche modo a connettere quelle che sono le principali comparti, quindi l'agricoltura, la pesca, il turismo, e riesce a farlo in forma sinergica, io sono convinto che abbia tutte le potenzialità per poter ripartire. Quali sono i punti di forza e le linee guida da seguire per un completo sviluppo del nostro territorio? C'è una elevata eterogeneità dell'offerta turistica e questo è sicuramente un punto di forza. Un altro punto di forza è il fatto di avere un paesaggio molto eterogeneo, dove abbiamo anche elementi naturali di pregio, e questo sicuramente
se opportunamente valorizzato, reso visibile e comunicato all'esterno, potrebbe rappresentare un punto di forza importante. Naturalmente poi ci sono anche le produzioni locali, per esempio il radicchio e lo stesso mercato ittico, e a questo aggiungerei una forte identità culturale, storico-culturale. Ecco, io credo che questo territorio per il turista straniero, francese, tedesco del nord Europa, se nel momento in cui si accorge della valenza che ha questo territorio sotto il profilo storico, culturale, artistico ed enogastronomico, sicuramente può essere più interessato a visitare e quindi a portare in qualche modo un apporto e quindi a quella che è l'economia dell'intero territorio.